In cattedrale i fedeli intonano l'inno a Sant'Agata, sacerdoti nei confessionali, celebrazioni eucaristiche e la venerazione del sacro velo della martire catanese, cui si attribuiscono diversi miracoli. Il primo in assoluto l'aver fermato la colata lavica dell'Etna che nel 252 minacciava di distruggere la città. È il giorno che precede la festa del 17 agosto, che ricorda il ritorno in città da Costantinopoli delle reliquie della patrona e ci si prepara spiritualmente alla processione di domani con il busto portato in spalla dai fedeli. La devozione a Sant'Agata è diffusa in tutto il mondo e richiama anche in estate pellegrini e turisti. Questa signora arriva dall'Argentina. Tenemos culto a Sant'Agata in Argentina. Dopo le imponenti processioni di febbraio, la festa di agosto è più intima ma ugualmente sentita. Sant'Agata vuol dire tanto, da 2 anni a questa parte ancora di più perché mi ha donato mio figlio che porta il suo nome, Agatino. Noi abitiamo su, in Lombardia, e quindi siamo originari di Catania, però. Siete venuti apposta per Sant'Agata? Siamo venuti qui oggi sì apposta per Sant'Agata, sì. Sant'Agata di agosto così è un'esperienza particolare che accompagnato un po' dal caldo estivo ci invita a rinnovarci nella nostra devozione, nel nostro amore alla Santa Patrona, soprattutto a ricordare che noi siamo i custodi delle reliquie di Sant'Agata. Uscendo dalla cattedrale ci imbattiamo in una banda musicale di ragazzi dei diversi quartieri della città. Nulla a che vedere con la festa di Sant'Agata, ci raccontano che hanno deciso di andare in giro per rallegrare l'atmosfera cittadina. Domani la processione del busto reliquiario di Sant'Agata, il breve percorso sarà scandito da preghiere e riflessioni. Telecolor trasmetterà in diretta a partire dalle 18:45 la messa e poi tutta la processione sino al rientro in cattedrale. Sull'Etna l'allarme è rientrato. Dopo aver fatto bella mostra di sé, il vulcano è tornato al suo stato prima dell'eruzione di Ferragosto. È sceso da giallo a verde l'allerta VONA, il bollettino dell'Osservatorio Vulcanico per l'aviazione dell'INGV di Catania. La valutazione è collegata all'assenza di emissione di cenere e il ritorno del vulcano al suo stato di quiete apparente. Anche se l'Etna ci ha abituato ormai agli improvvisi risvegli, facendosi sentire e offrendo, come in questo caso, lo spettacolo delle fontane di lava ad alta quota. L'ultima eruzione 2 giorni fa con l'emissione di un'altissima nube di cenere vulcanica dal cratere di sud-est a 3.300 metri. Il vento poi ha ricoperto di sabbia nera i comuni ai piedi del vulcano fino alla zona sud di Catania. Anche l'aeroporto Fontanarossa per 24 ore ha dovuto chiudere il traffico aereo proprio nel giorno di Ferragosto con i passeggeri che hanno fatto i conti nuovamente con altri disagi dopo l'incendio al Terminal A. Intanto nella sala operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania si monitora costantemente la situazione. Non solo le telecamere termiche ma anche il livello del tremore vulcanico sono fra gli indicatori della ricarica dell'energia e il possibile inizio di una nuova attività che sull'Etna non è mai finita. Where are you from? France. France. Los Angeles. Los Angeles. Yeah. First time in Sicily? First time, yes. Yeah. You like it? Yes, it's beautiful. Belarus. We are going to visit Catania, Taormina, Syracuse, Agrigento, Palermo. Meno male che ci sono loro, i turisti stranieri, che alla Sicilia non rinunciano per nessun motivo. Ma non è il turismo degli anni scorsi, dicono molti commercianti. Se gli operatori lamentano un meno 20% di big spender, per capirci, i turisti danarosi che spendono tanto, soprattutto americani, inglesi e canadesi quest'anno, va detto che complessivamente l'isola soffre di problematiche che certo non incentivano le prenotazioni. In primis la mancanza di collegamenti efficienti, l'insicurezza stradale, la difficoltà a colmare adeguatamente le distanze senza l'uso di una macchina, la sporcizia nelle strade, gli incendi e a volte anche la poca cordialità di addetti ai lavori pubblici e privati, forse non più avvezzi all'accoglienza. Ciliegina sulla torta il caos voli conseguente al rogo al Terminal A dell'aeroporto di Fontanarossa di Catania, che ha gettato nel panico migliaia e migliaia di turisti dirottati come pacchi postali in aeroporti lontani e molte volte lasciati a terra sotto il sole cocente con il volo cancellato all'ultimo secondo. 3 settimane di passione culminate con la chiusura dello scalo il 14 agosto a causa della cenere dell'Etna. Nonostante tutto, secondo alcuni dati di Confcommercio, la Sicilia rimane tra le regioni d'Italia più amate dai turisti. Speriamo allora che le flessioni di questi giorni non siano un segnale preoccupante di disinnamoramento. Da dove venite? Verona. Da Bologna. Prima volta in Sicilia? No, sono già venuto varie volte. Torna con piacere? Sì, sempre. Cosa vedete quest'anno? A Catania, Siracusa e poi andiamo al mare verso Licata.
Da Firenze. Prima volta in Sicilia? Prima volta. Resistono le spiagge a Ferragosto prese d'assalto, lì di sold out un po' ovunque, ma si tratta di un turismo mordi e fuggi per gli italiani che di soldi in tasca ne hanno pochi. L'anticiclone africano si rafforza e nel fine settimana si farà sentire con temperature più alte, ma non in Sicilia, dove si prevede un caldo meno intenso. Sono stati trasferiti i circa 1.200 migranti ospitati nell'area pre-identificazione del porto di Porto Empedocle, 23 i pullman trovati dalla prefettura di Agrigento e scortati dalle forze dell'ordine nelle strutture d'accoglienza della Sicilia e dell'intera penisola. Le operazioni di trasferimento sono iniziate questa mattina e sono andate avanti senza sosta per l'intero pomeriggio. Tutto è filato per il verso giusto e non vi sono stati momenti di caos come è accaduto alcune sere fa. Ci sono stati momenti di tensione, come tutti voi sapete il 14 sera c'è stato, perché d'altra parte non vedevano l'ora di andare via e non avevano capito. Quando gli è stato spiegato che loro erano veramente di passaggio, che mancavano i pullman, si sono calmati, tant'è vero che ieri è culminata con una bellissima giornata con queste partite di calcio. Da questa sera l'area del Porto Empedoclino è di nuovo colma per l'arrivo di 586 migranti dall'hotspot di Lampedusa. La nave Galaxy ha trasportato anche il corpo di un migrante morto annegato durante un recente naufragio. La bara sarà tumulata in un cimitero della provincia agrigentina. E intanto a Lampedusa gli sbarchi non si fermano. Altri 122 sono sbarcati sull'isola a bordo di 3 carrette. Sono stati portati all'hotspot dove al momento ci sono poco più di 1.800 ospiti. Secondo il report del Viminale sono 101.386 gli arrivi dei migranti dall'inizio dell'anno ad oggi. La cifra è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. E nel frattempo il GIP Stefano Zammuto ha convalidato l'arresto in carcere ad Agrigento dei 3 tunisini fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e accusati di essere gli scafisti del peschereccio a Boamer, con a bordo 31 persone che hanno pagato più del doppio di una tariffa normale per un viaggio in totale sicurezza. Dopo anni di incuria e abbandono, finalmente i cittadini di Mazara del Vallo tornano a riappropriarsi di Villa Iolanda. L'area verde si estende su circa 5.200 metri quadri e rappresenta un autentico polmone di natura nel cuore della città, un'oasi di tranquillità e svago per adulti, ma soprattutto per bambini e famiglie. Grazie ad una serie di interventi di riqualificazione, la villa comunale si presenta con una veste completamente rinnovata, pronta per essere vissuta da chi vuole godere di uno spazio pensato per soddisfare le esigenze di tutti. Oltre alla nuova illuminazione, Villa Iolanda torna con una nuova pavimentazione, nuovi impianti di irrigazione, di videosorveglianza, nuovi arredi. Un luogo sicuro che conquisterà tutti. La villa, che in passato era stata trascurata e abbandonata, adesso brilla con una nuova vitalità, dice il sindaco Salvatore Quinci, che invita tutti i cittadini a riappropriarsi di questo bene pubblico. Il suo perimetro abbraccia il lungomare Mazzini, la via Santissimo Salvatore, piazza Mocarta e la via Conte Ruggero. Si estende nell'area in cui sorgeva il castello costruito dal conte Ruggero nel 1072 del complesso normanno distrutto dopo l'unità per creare una lunga passeggiata a mare, resta soltanto un arco d'ingresso nei pressi della vivace piazza Mocarta. Sono oltre 40 finora le piccole caretta che da metà agosto dalla spiaggia di Marina di Modica hanno preso la via del mare. Ecco le tartarughine che, seguendo un richiamo ancestrale, raggiungono l'acqua. Un momento di grande emozione vissuta in sicurezza grazie al contributo dei volontari del WWF che hanno seguito passo dopo passo questo evento della natura, la nascita di nuove vite. Mi impegno e ci impegniamo insieme agli altri miei colleghi per far sì che tutto questo avvenga nel modo più tranquillo possibile, sia per quanto riguarda le tartarughe, ma anche cercando di coinvolgere le persone a un evento che è veramente bello e veramente, se possibile, da non perdere. Lo scorso maggio la mamma tartaruga era stata vista emergere e risalire la spiaggia per deporre le uova. Il nido è stato messo subito in sicurezza e sorvegliato fino alla notte scorsa, quando, schiuse le uova, le piccole caretta si sono lanciate verso una nuova vita.
Nei prossimi giorni sono attese le schiuse di altri 2 nidi a Marina di Modica e uno a San Pieri. I volontari ogni notte proseguono nell'attività di monitoraggio sulle spiagge insieme ai responsabili del WWF, impegnati nel progetto di salvaguardia della tartaruga marina, una specie in via di estinzione. Il momento più emozionante, quello più atteso, quello più sentito è la girata della Vara di Messina da via Garibaldi a via 1 settembre, l'ultimo tratto prima di arrivare in Duomo, quando la stanchezza ormai sta prendendo il sopravvento e la fede e la forza che ti aiuta a trascinare la pesantissima macchina votiva. Nel giorno di Ferragosto è stata una festa di popolo, la Vara di Messina, 100.000 persone in piazza provenienti da tutta la Sicilia e dalla Dirimpettaia Calabria, un appuntamento al quale nessun messinese, nessun devoto dell'Assunta vuole mancare. 500 anni di storia in quel cippo trascinato con le corde da centinaia di fedeli, un fiume di persone che attraversa via Garibaldi sino a Piazza Duomo tra 2 ali di folla che rinnova i legami di forte devozione. Si è partiti alle 18:30 con il primo strappo salutato da un applauso infinito, quindi il percorso compiuto in quasi 3 ore, in mezzo l'omaggio floreale della prefetta all'Assunta. A garantire la sicurezza dei fedeli una macchina già rodata con 250 uomini di forze dell'ordine, protezione civile, volontari. Le autobotti dell'AMAM hanno bagnato il percorso per consentire alla Vara di scivolare con i pattini sull'asfalto. Di fronte il municipio il saluto ai giganti Mate e Grifone, quindi l'arrivo a Piazza Duomo, dove c'è stata la benedizione dell'arcivescovo Giovanni Accolla, che questa città cammini insieme con Maria, ha auspicato, tutti insieme, abbattendo i muri che separano le persone, un messaggio di unione al termine di una giornata che ha unito tutti. Caccia all'attaccante. Quando mancano 18 giorni all'avvio del campionato, in casa Catania non c'è il tassello più importante, quello che cambia il destino delle partite. Il DS Laneri sta lavorando e lo ha fatto, come ovvio che sia, anche nella giornata di Ferragosto. Il profilo giusto non sarà, verosimilmente, il 34enne Galabinov e nemmeno Cuppone, che ha agito parecchie volte da esterno in questa stagione nel Pescara. Canute non risulta fra i giocatori sondati, inoltre è un giocatore esterno d'attacco. Resta Di Carmine e poi Caturano, quest'anno impiegato come punta, ma spesso in un attacco con 2 interpreti nel 3-5-2 di Raffaele. Inoltre c'è l'inevitabile gioco delle parti che accompagna questa fase del mercato, domande e offerta che si devono incontrare e che magari non lo fanno subito, oltre alla concorrenza delle altre società che ambiscono ad un ruolo di prestigio, guardare per credere l'Avellino che ha trattato e chiuso molti giocatori che interessavano i rossazzurri. Insomma, si lavora e ci sta anche il nome a sorpresa. L'identikit è quello giocatore che sia di proprietà del Catania e che sia pronto anche per il futuro. L'attesa deve essere gioco, forza, breve. In difesa l'altro tassello che manca, almeno per quanto riguarda l'11 titolare. Tabiani vorrebbe sempre Quaini e a quanto ci risulta qualche tentativo si farà ancora. Solo dopo si penserà eventualmente ad un altro innesto a centrocampo. Intanto la squadra riprende a lavorare a Ragalna. Ripresa anche per il Messina che come il Catania è in cerca della punta. Anche in questo caso trovare gli incassi non è facile. Di certo l'accordo è raggiunto con Domenico Franco, centrocampista calabrese svincolatosi dalla Lucchese, 30 anni e 7 campionati di C alle spalle, così come fatta per Giorgio Brogni, esterno sinistro di difesa che arriva in prestito dall'Atalanta. Se andrà via Iannone si potrà aprire la strada per un giovane esterno d'attacco. Potrebbe partire anche il secondo portiere Daga, che in tal caso andrebbe sostituito. Il 27 agosto potrebbe tenersi la presentazione della squadra alla città.